sicuramente antisismica, qui non ci piove. Quando la terra trema, la mia casa non dite ne era lavori quindi molto robusto, molto capace, una massa utile, con un isolamento acustico dall'esterno eccellente. Dicevo prima, per creare quello che in termine un bunker termico, un brutto termine, per dire che comunque tutto ciò che all'interno non esce, tutto ciò che all'esterno non entra. Le scelte importanti sono state fatte sui serramenti, un grosso lavoro svolto insieme alla PB Group con i suoi progettisti ha dato luogo a un certo tipo di serramento, tradizionalmente all'interno in legno, 2 camere in PVC e riempite a poliuretano, e poi una carrozzeria in pratica in alluminio per verniciato all'esterno. Tutto per garantire la massima durabilità e poi una forma estetica, 4 guarnizioni in sezione e via dicendo. Sono cose che poi farò vedere in modo integrale a chi verrà a fare visita all'abitazione. Le vetrate abbiamo fatto delle scelte sia in gas argon che sia in gas krypton, insomma è stata una scelta un po' forte perché i costi del gas krypton sono molto elevati, però sono tutte proposte che noi facciamo ai futuri clienti. Questa abitazione come casa passiva ne ha le caratteristiche in merito al bassissimo fabbisogno termico, e questo lo dimostra il fatto che a calcolo, perché poi lo verificheremo nel corso dell'anno 2010, a calcolo il fabbisogno termico viene soddisfatto dalle fonti di calore interne all'abitazione, quale anche comprese le persone, che come noto sono delle stufe a 36 gradi, 60 watt di potenza, agli elettrodomestici, a quello che si sviluppa, il calore si sviluppa per cucinare, l'illuminazione, l'irradiazione solare che proviene dall'esterno nei serramenti esposti al sud. Tutto questo che in pratica basta a soddisfare energeticamente l'abitazione. Chiaro che una casa che viene testata con un blower door test per testarne la completa ermeticità per il blocco edilizio, bisogna ventilarla in un modo molto appropriato, molto intelligente.